Dista solo un paio di chilometri fuori città, ma ben ripagati dallo spettacolo che offre. Ca Zenobio, villa settecentesca aperta in questi giorni grazie alle giornate FAI di primavera, mette a disposizione le due sale della musica che si raggiungono dopo che l'occhio si appaga della vista del verde e l'orecchio dell'acqua che scorre poco accanto. È una scena meravigliosa, Scipione ha pieno potere perché ha conquistato, perciò può disporre di tutto e di tutti, compreso anche della fanciulla che ha di fronte a sé, che al braccio ha il suo fidanzato. Ma in quel momento Scipione dimostra la sua grandezza dicendo al fidanzato: accompagnala e voi andate via. Gli ridà la libertà. Questo sì che è un modello. È un esempio che si può rimandare nel tempo anche per oggi. Nella sala che accoglie gli affreschi del veneziano Francesco Fontebasso impariamo un altro esempio di come l'arte possa ancora insegnarci la vita, anche solo guardando un soffitto. Questa è la sala della foresteria della Barchessa, quindi la sala adibita alle feste. Siamo a metà del 1700 e potete vedere appunto la ricchezza di questa sala unica, proprio anche a livello coloristico di questo grande maestro. Nell'altra sala le scene amorose affrescate da Gregorio Lazzarini, maestro di Giambattista Tiepolo, ci portano a vedere Eros al centro del soffitto e sulla parete coppie di innamorati desunte dalla mitologia, Ercole e Onfale, o dai poemi epici, l'Orlando Furioso e la Gerusalemme liberata, con dettagli particolari di animali e frutta molto suggestivi e poco frequenti. Qui è evidente anche una tecnica particolare del Lazzarini che con un chiodo incise il disegno sulla malta semifresca. Aveva la capacità di intravedere direttamente dal bozzetto la forma da disegnare, ecco che ha segnato con il chiodo i margini, lo vediamo perfettamente. La villa, acquistata da Cassamarca alla fine degli anni 90, è stata finemente restaurata. Oggi è sede di uno studio legale, ma si parla di farne un museo permanente o la sede di un archivio pubblico. Il prossimo appuntamento con le giornate del FAI torna ad ottobre per chi si fosse perso questo spettacolo.